Venerdì 1 agosto, San Alfonso. È il 213° giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 152 al termine. Il sole sorge alle 5:55 e tramonta alle 20:39. La luna si leva alle 14:11 e tramonta alle 23:35. Giunto nella nostra città il 24 luglio precedente, l'imperatore Federico Barbarossa ratifica il tratto con la Lega Lombarda. L'imperatore si impegna a non molestare quelli della Lega, né le persone né i loro averi, per un periodo di 6 anni. Essi potranno circolare e commerciare liberamente in tutto l'impero, mentre gli imperiali potranno fare altrettanto nei territori della Lega. Le previsioni per domani. Tempo instabile, a tratti perturbato, con schiarite più ampie al mattino e annuvolamenti, anche consistenti nel pomeriggio. Fino a metà mattinata generalmente assenti o al più locali, in seguito aumento della probabilità di rovesci e temporali sparsi, con fenomeni anche a tratti diffusi nel pomeriggio. Temperature minime senza notevoli variazioni, in calo in montagna. Massime in generale diminuzione e molto inferiori alla media del periodo. Venti in quota dapprima moderati da sud-ovest, poi in rotazione da nord.